stato dell'arte al Viale delle Dune a San Leone alla vigilia del Ferragosto. Panoramica del videogiornale a poche ore dalla notte della festività estiva. Procede benissimo, come potete vedere, stiamo facendo rispettare l'ordinanza sindacale, abbiamo qualche piccolo problemino a livello generale perché molta gente non conosce l'ordinanza e ci crea qualche problemino, però sostanzialmente sta andando benissimo. È in atto un controllo dinamico a campione sulle macchine che insistono qua sul Viale del Duno e speriamo di non trovare nessuno, o meglio, quelli che troviamo sappiamo come sanzionarli. Traffico intenso perché è dovuto al trasferimento della gente dalle proprie case a mare, quindi c'è questa mole di traffico un pochettino intenso, però gestibile molto intensamente dalle forze di polizia presenti, noi la Polizia di Stato. Questo tratto del Viale delle Dune resterà aperto fino alle 4 come senso unico, dalle 4 in poi lo chiuderemo a tutti. Ad eccezione chiaramente delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso e di quanti ne hanno diritto. L'operazione a salvaguardia e tutela del bene demaniale delle spiagge è assolutamente un'operazione che non può non vederci assolutamente favorevoli. Sulle modalità è chiaro che qualche cosa di diverso ognuno di noi può proporre, però ricordiamo di essere passati da un periodo nel quale non vigeva alcuna regola e le spiagge erano assolutamente impraticabili poi per 2 o 3 giorni dopo, per cui l'inversione di tendenza è stata importante. Crediamo che si possa e si debba fare decisamente meglio, perché dire che siamo contenti di questa ordinanza è dire una bugia, e io non dico le bugie. Diciamo però che tutto questo passa attraverso una serie di aggiustamenti negli anni e non ci sottrarremo a uno spirito di collaborazione, a fare quello che le autorità e chi ha la responsabilità di decidere ha deciso. Dove potrebbe essere migliorata l'organizzazione? Ma nella possibilità di rendere fruibile le spiagge di giorno e di notte da parte della gente che ha soltanto intenzione di farlo. Mi spiego meglio: se ai blocchi si vede subito se io ho una tenda, se io ho della legna, se io ho intenzione di accamparmi, e quindi dico, ci vorrebbe anche un minimo di elasticità per poter fare passare quelle famiglie, quelle persone, quelle coppie, quei single che decidono di andarsi a prendere un aperitivo, passare la sera tranquillamente in un locale a guardare le stelle, a bersi una cosa. Può essere migliorata probabilmente nello stimolare la partecipazione attiva dei gestori delle concessioni demaniali. Intendo dire, basterebbe un numero dedicato al quale fare riferimento, per cui noi è chiaro che ci affacciamo ogni giorno sul litorale, ci rendiamo conto se ci sono degli accampamenti, se ci sono dei fuochi, si avvisa una dei due posti di blocco che sono all'inizio e alla fine del Viale delle Dune, si riesce a intervenire. Ma ripeto, noi alcune di queste cose le abbiamo dette, alcune cose sono state recepite, alcune cose sono recepibili, altre meno, mi dicono per fatti organizzativi interni che io non conosco, di esigenze del questore, di ordine pubblico, di esigenze dell'amministrazione comunale, esigenze di tutela del demanio. Ripeto, è una ordinanza che non ci piace perché la riteniamo insufficiente, ma nello spirito di massima collaborazione, capendo e comprendendo quali sono le necessità delle amministrazioni e delle difficoltà nelle quali loro si muovono, facciamo esattamente quello che ci hanno detto di fare, ma con il sorriso tra le labbra, perché comunque questa inversione di tendenza, che da qualche anno ha portato quantomeno alla risoluzione del grosso problema, è una inversione di tendenza importante, era necessaria e quindi va perseguita con un po' di spirito di sacrificio da parte di tutti.